Siamo in compagnia oggi, qui a Milano, di Caio Mussolini, che ritroviamo con piacere dopo diversi mesi. Buongiorno Caio, grazie per Buongiorno. essere di nuovo con noi. Ci eravamo Sempre. sentiti qualche tempo fa, anche in occasione della pubblicazione del tuo libro Italiani d'Argentina, storia dell'immigrazione italiana in Argentina nel XIX e nel XX secolo, edito da Edistoria. Ma adesso è uscito un nuovo libro, questo, lo facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo, Mussolini e il fascismo, l'altra storia, sempre pubblicato da Edistorie. Intanto brevemente dico che Caio Mussolini è stato ufficiale graduato dalla Marina Militare, ha lavorato poi come dirigente consulente nel settore della difesa e della sicurezza a livello internazionale, una laurea in scienze navali e marittime e una in scienze politiche, che credo ti sia tornata molto utile anche per questo libro, tra le altre cose, per la ricerca storica, e collaboratore di diverse testate che si occupano di difesa e sicurezza. Tralascio molte altre parti della tua biografia, ma andiamo al dunque. Perché hai pubblicato, lo facciamo rivedere, questo libro, Mussolini e il fascismo, l'altra storia, dove l'aggettivo credo che sia molto importante, no? Esattamente. Allora, questo libro nasce da una mia riflessione che è maturata negli anni, nel vedere purtroppo la storia raccontata in una maniera che non corrisponde alla realtà dei fatti. Quindi, anche a seguito di tante persone con le quali io ho avuto modo di interloquire, mi chiedevano: ma Caio, ma è possibile che la storia sia andata così? E io, nel mio piccolo, sia per motivi familiari, sia perché avevo letto, sia perché avevo studiato, sapevo che la storia non era andata così. La storia ha tante sfumature, ma soprattutto è complessa e va ovviamente contestualizzata nel periodo in cui avvengono i fatti. Quindi da più di un anno, quasi un anno e mezzo, ho iniziato a scrivere quello che all'inizio pensavo fosse un libro, 2 massimo, che poi alla fine invece saranno 3 se non 4 per la vastità degli argomenti a trattare. Anche se ho cercato di fare, ed è lo scopo di questo libro, proprio un sunto, una sintesi, perché purtroppo quando si parla di fascismo si passa da un estremo all'altro, o si passa dai libri, romanzi che hanno una scarsissima attinenza reale con la storia, nelle quali ognuno può giustificare qualsiasi stoltezza che viene detta, giustificandolo poi dicendo che è un romanzo. Però purtroppo la gente poi crede che queste cose siano successe veramente o i fatti si siano svolti come raccontano queste persone. All'altro estremo ci sono invece i libri storici, fatti dagli storici seri, veri, che scrivono tanto, che scrivono in maniera a volte complessa, difficile da capire, e soprattutto oggigiorno nessuno ha né tempo né voglia di leggere 600 pagine o 700 pagine di De Felice, per esempio. Ecco, questa idea quindi di fare una serie di libri che potessero raccontare proprio l'altra storia, come si sono veramente svolti i fatti, spesso omessi o mistificati dalla vulgata. Anche perché, diciamo, questa storia non è una storia che non ha più riflessi nel presente, ce li ha, come? Perché è utilizzata in chiave politica, in chiave di polemica ideologica, in chiave di ostracizzazione di persone e di tradizioni culturali e politiche del nostro paese, quindi ha un suo rilievo questa storia, per cui è giusto cercare di raccontare un'altra storia. Però mi viene subito da dirti che quest'altra storia sarà sicuramente ostracizzata dalla narrazione imperante. Qui, insomma, ci sono giornalisti, tanto per non far nomi, come Cazzullo, oppure scrittori come Scurati, che hanno fatto la loro fortuna editoriale anche raccontando la storia del fascismo da un certo punto di vista, non certamente raccontando l'altra storia. Infatti in questi libri spesso non vengono citate le fonti, spesso sono pseudo-romanzi, però piacciono, fanno soldi e soprattutto devono mantenere viva l'immagine di un fascismo estremamente negativo, dove andava tutto male, di violenza, di soprusi, cosa che non corrisponde assolutamente alla realtà. Invero il fascismo, Mussolini, è diventato la gallina delle uova d'oro per tante persone, quasi tutti di sinistra tra l'altro, no? Quindi è paradossale, invece di scrivere, non so, su Gramsci piuttosto che su altri, Lenin, Marx o altre persone, scrivere su Mussolini è sempre una grande garanzia, e scrivere anche spesso senza un fondamento storico.
Tra l'altro tu fai un lavoro di documentazione che poi ci racconti, te lo voglio chiedere brevemente come hai fatto a scrivere questo libro e da quali fonti e che tipo di lavoro c'è alle spalle. Però c'è una bellissima epigrafe iniziale, tu citi Leo Longanesi, no? Che dice più o meno quello che stavamo dicendo noi, cioè entra nel cuore di questo problema. Che strana libertà è mai quella che vieta di rimpiangere un tiranno defunto? E che strano tiranno fu mai quello che riesce ancora a farsi rimpiangere? E diremmo oggi a far vendere tanti libri. Esattamente, e questo già lo diceva nel 1955. Appunto. Quindi quando c'erano fascisti che avevano combattuto, quando c'erano antifascisti che avevano combattuto, in un periodo storico dove ancora il fascismo era presente, non adesso dove il fascismo viene usato solamente come collante delle sinistre, non solo italiane, ma oserei dire globaliste, come l'unico collante capace di tenerle assieme in un momento dove non hanno più una idea politica, non hanno più una proposta politica, non rappresentano più le classi sociali dei lavoratori che rappresentavano 20, 30, 40 anni fa. Basta vedere cos'è la sinistra oggi, no? Quindi tutte queste cose però contribuiscono a mantenere vivo l'antifascismo, che è necessario più per gli antifascisti che non per gli altri, perché è una maniera di poter esistere. Io in questo libro cerco di spiegare come molte delle cose che raccontano gli antifascisti siano strumentalmente utilizzate, ma concettualmente sbagliate per portare avanti delle, diciamo così, narrazioni che non corrispondono alla realtà. Ecco, se non prendiamo atto della realtà non possiamo neanche, diciamo così, arrivare a quella cosa che spesso si dice, no? La pacificazione, il riconciliarsi con la nostra storia. Come fai a riconciliarti con qualcosa che è stato falsato, deformato e utilizzato a fini politico-ideologici e anche a volte con violenza vera, con vera violenza? La violenza c'è stata prima del fascismo, c'era molta violenza, quindi il fatto che il Allora, mi fascismo viene si da sia... dire, per riconciliarsi con un periodo storico anche molto complicato, lungo, prima cosa dobbiamo metterci d'accordo su quelli che sono stati i fatti veri, reali, accaduti. Sulla verità, insomma, no? Questa è sicuramente la verità. Dobbiamo cercare di avvicinarci alla verità. Per esempio, nel tuo libro, mi sembra, io non l'ho ancora letto, per onestà, lo devo dire, poi quando l'avrò letto ci risentiamo. Certamente. Però tu fai una raccolta di fonti che, diciamo, mettono il lettore in grado di confrontarsi con delle realtà, con dei fatti. Diciamo, Esattamente. no? Questi fatti vanno in una direzione molto diversa da quella che è stata la vulgata, come tu la chiami, no? Certo, e infatti i fatti che ci sono, nel senso che i libri ci sono, le fonti ci sono difficili da reperire, bisogna cercarle, bisogna anche la stessa divulgazione della storia viene ostacolata. Vi faccio un esempio. Tutte le persone che hanno già una certa età si ricorderanno nel 2003 quando uscì il primo libro di Pansa, Il sangue dei vinti. Bene, Sangue dei Vinti fu un successo perché descriveva i tanti crimini commessi dai partigiani, specialmente i partigiani rossi, le Brigate Garibaldi, perché ricordiamoci che l'esperienza partigiana è stata variegata, molto variegata, anche se oggi si tende ad associarli solo ai partigiani comunisti e all'ANPI, non è così. Esistevano dei partigiani che combattevano invece per la libertà, per la democrazia e avevano un'idea diversa di Italia, non certo quella di instaurare in Italia un regime di tipo bolscevico, diventare un paese satellite dell'Unione Sovietica. Quindi le informazioni che ha usato Pansa nel suo libro, moltissime venivano per esempio da Giorgio Pisanò, che scrisse diversi libri. Giorgio Pisanò era uno scrittore, ricercatore, giornalista che aveva anche fatto la Repubblica Sociale Italiana, quindi fascista, e per questo motivo veniva assolutamente condannato, attaccato. Quello che lui diceva non aveva peso, non aveva valore perché era un repubblichino. Invero lui ha fatto delle ricerche molto molto approfondite e poi, essendo di destra, doveva provare 10 volte di più quello che diceva, perché curiosamente se uno dice un'idiozia a sinistra, tutti gli vanno dietro e la danno per buona. Uno di destra deve fare molta più fatica per portare avanti una sua tesi. E questo vale per tanti argomenti sulla violenza del fascismo, piuttosto sulla marcia su Roma, la questione degli ebrei, la questione delle donne durante il fascismo, no? E grazie a Pansa però questi libri sono diventati un successo
ne sono seguiti anche degli altri, tipo Sconosciuto 1945, che hanno permesso al grande popolo di leggere cos'era stata veramente la Resistenza e a far pensare. Ovviamente Pansa è stato attaccato in maniera fortissima. Io ne parlo all'inizio del mio libro, nell'introduzione, faccio alcuni esempi di come Pansa venne attaccato, ma il grosso vantaggio di Pansa è che era di sinistra e quindi nessuno poteva dargli il fascista, anche se qualcuno ci ha provato. E questa è stata la grande novità. Io spero con questo libro... Ecco, viene da dire, un libro come questo, con un autore che ha un cognome come il tuo, Mussolini, verrà guardato sicuramente con grande sospetto, però con grande sufficienza, però il punto è che tu hai un apparato, diciamo, di fonti e di riferimenti fattuali difficilmente scalfibile, no? Infatti, ovviamente questo era una delle cose che ho tenuto in considerazione, che ovviamente Mussolini non può scrivere sul fascismo o non può essere obiettivo sul fascismo, cosa che io sempre invece ho cercato di fare, però sin da piccolo io mi ponevo sempre una domanda, dice, ma è possibile che il fascismo, io conosco tante persone in qualche modo, persone che hanno vissuto quel periodo, stiamo parlando degli anni 70, 80, anche 90, che comunque hanno un ricordo positivo di quel periodo, quando invece la vulgata ne parla a peste e corna. Ci deve essere una via di mezzo, no? Io mi sono sempre chiesto questo compromesso e trovare una verità storica condivisa, che come dicevi tu all'inizio è l'unica maniera per poi poter veramente trovare la storia dell'Italia di quel periodo, lasciarcela alle spalle. Storia che ha luci e ombre, storia che la gente purtroppo non conosce, perché vi assicuro che leggendo un libro di Scurati, uno la storia non la può conoscere. E ovviamente la gente che legge De Felice può anche capire solo cos'è il fascismo. C'è un libro di De Felice sul fascismo che prende in considerazione tutte le varie interpretazioni del fascismo sia in Italia che all'estero, ma sono 900 pagine. È un libro alto così, non so quante persone hanno il tempo e la voglia. Ecco, io avendolo letto, ho cercato di fare un sunto, ho cercato di fare una sintesi e l'ho proposto in questo mio primo libro, che ovviamente tratta un periodo limitato. Questo libro tratta dall'inizio, alla nascita, sì, diciamo, del fascismo, la storia di Mussolini, e poi arriva fino al 1937 più o meno. Anche perché poi, come tu dicevi, hai in cantiere altri libri. Sì, perché rendendomi conto che non era possibile riassumere tutto in un libro, nonostante lo sforzo che ho fatto di sintesi, no? Poi man mano che andavo avanti mi rendevo conto della complessità dei temi, ma anche per me, io ho sempre studiato giocoforza a questo periodo, perché comunque avendo il cognome che ho, mi sono trovato anche a volte a discutere, a essere attaccato, in qualche modo a dover giustificare cose che ovviamente io non ho vissuto, ma che in qualche modo avevo sentito, di cui avevo avuto contezza dai miei nonni, per esempio, da mia zia Edda, da qualche parente anziano che me ne aveva parlato. Ecco, quindi ho deciso di raccogliere queste informazioni con una bibliografia che penso sia di tutto rispetto, quindi trasversale, non è di parte, e prendendo tra l'altro fra i vari autori anche gli aspetti, cogliendo gli aspetti più interessanti per poter contestualizzare e capire quel periodo. Tu hai fatto un'operazione che inizia da una domanda, no? Il primo capitolo si pone la domanda cosa è il fascismo, che sembra una domanda alla quale è quasi facile rispondere. Non è così facile Assolutamente. no? Infatti io quando parlo con qualcuno e gli chiedo una definizione di fascismo, non la sanno. C'è chi lo associa alla violenza. La violenza, la dittatura. Benissimo. Violenza, quindi il comunismo anche è fascismo allora, con lo stesso termine di paragone. Dittatura, quindi la dittatura comunista castrista e dittatura fascista? No, non torna. Ecco, questa è una delle tante incongruenze di quando oggi si usa a sproposito il termine fascista, che tra l'altro in passato già qualcuno aveva evidenziato. Io cito Croce nel 1944, un suo famoso articolo su un giornale dove lui citava proprio l'uso a vanvera del termine fascista già nel 1944, quindi figuriamoci adesso dopo 80 anni dalla fine del fascismo. Ecco, tra l'altro tu, sto diciamo, navigando a vista nell'indice, tra i vari capitoli. Tu fai anche riferimento, un riferimento importante, a quello che è stato il pregresso prima dell'avvento del fascismo, diciamo, e prima
della dottrina o della formalizzazione in qualche modo della dottrina fascista, che è un altro dei temi che affronti, Benito Mussolini è stato un socialista rivoluzionario, no? E in qualche modo si porterà dietro qualcosa di questa sua esperienza socialista, se non altro in termini di attenzione alle istanze popolari, alle questioni sociali, alla valorizzazione, diciamo, anche dei ceti popolari, no? Che è un'altra cosa che, diciamo, di rado viene ricordata. Ma fra le tante Ma cose. è una verità storica che Mussolini sia stato un socialista rivoluzionario. Ma non solo, l'attenzione durante... Il figlio del fabbro, come tu intitoli un capitolo. Ma questo è per proprio ricordare l'uomo del popolo, per ricordare da dove veniva e come la sua infanzia l'ha condizionato. Cito per esempio, fatti che sono successi nella scuola dove lui studiava, dove il mangiare era assolutamente inaccettabile. Lui guidò una protesta da ragazzino a 7 anni tirando pezzi di pane contro il direttore della scuola, e finì addirittura in prefettura la questione, poi gli diedero ragione a lui perché il pane era veramente immangiabile. Mussolini era socialista, Mussolini è sempre stato un uomo di sinistra, tant'è che quando lo cacciarono dal partito, la famosa frase no, che voi mi cacciate ma mi amate, nel senso che comunque lui la tessera, anche senza avere più la tessera socialista, lui rimaneva un socialista, ed effettivamente tutto il fascismo è stato fortemente permeato dall'attenzione verso il sociale. La gente non si rende conto quante leggi sono state fatte in quell'epoca, gli ospedali sono stati creati, i consultori, le opere a favore della maternità e infanzia, l'opera nazionale Balilla, che non era solo per educare e tutti dicono indottrinare, anche perché l'indottrinamento c'è ovunque, in qualsiasi contesto, no? Se no proprio per cercare di sollevare la situazione media del popolo di un'Italia profondamente arretrata, stiamo parlando di più di 100 anni fa. Quindi Mussolini, il fascismo, tra l'altro nel 1943, ritorna alle origini, infatti si chiama Repubblica Sociale Italiana, quindi c'è un ritorno alle origini. Ecco, sempre scorrendo, mi perdonerai Caio, perché il libro, come ripeto, non l'ho ancora letto. È uscito 2 giorni fa, quindi non lo potevi ancora leggere. E ne riparleremo sicuramente in maniera differente, però dal mio punto di vista è un libro che mi incuriosisce moltissimo, proprio perché sfogliandolo ho già visto che è pieno appunto di riferimenti a fonti, a documenti, a fatti, e puntualizza anche fatti che in parte conoscevo, in parte a me completamente ignoti, per cui la curiosità raddoppia, ed è, credo, un'opera benemerita perché conoscere per deliberare, no? Mi viene da dire. Quindi prima devi fare lo sforzo di conoscere e uscire dalla corrente nella quale ti hanno indottrinato. Quelli sì, ti hanno indottrinato. Esattamente, c'è un vero indottrinamento. Quindi, diciamo, ragionare anche di questi temi qua, di questo periodo storico e di fascismo, facendo riferimento ai fatti, ai dati e anche a una narrazione diversa da quelle canoniche tradizionali, per me è un arricchimento innanzitutto che dovrebbe interessare a tutti. Anche perché questa pregiudiziale, diciamo, no? Fascista, antifascista, le destre, eccetera, vale ancora oggi per lasciare fuori dal recinto tantissima parte dell'opinione pubblica dei cittadini italiani, della nostra stessa cultura. È una definizione che serve ancora ad escludere, no? Io ne parlo nel libro. Il termine fascista è usato come una clava quando uno non ha termini di paragone, di dialogo, no? Subito ti tacciano di fascista. Ecco, stavo dicendo, tu nel tuo libro non trascuri niente. Per esempio, facciamo così, cito alcuni capitoli e alcune persone e alcune cose, e ti lascio un brevissimo commento. Giacomo Matteotti. Non è che tu ometti di parlare di Giacomo Matteotti, ne parli, ma ne parli in maniera diversa rispetto a ciò che invece tradizionalmente viene detto, ma facendo riferimento a dei documenti, non a un'interpretazione ideologica la tua, no? No, assolutamente, perché Matteotti è stato per Mussolini uno dei momenti più difficili dal punto di vista politico, e Mussolini ragionava sempre come un politico, no? Quindi il voler dare a lui la colpa dell'omicidio di Matteotti, con tutta una serie, è molto complessa la storia, io la riassumo, no? La pennellata è Mussolini, alla morte di Matteotti, non avrebbe tratto nessun vantaggio, assolutamente, anzi, questo per lui è stato un grossissimo problema, è stato un delitto fascista, sicuramente perché c'era il regime fascista, ma è stato orchestrato non per volontà di Mussolini,
E lo dimostro. Il libro me lo leggerò certo. e ce lo leggeremo e approfondiremo anche Certo. ma un altro aspetto, la dittatura, diciamo, fascismo uguale dittatura. Come se prima del fascismo in Italia ci fosse la democrazia. Non è proprio così. Assolutamente no, nel senso che prima del fascismo non c'era una democrazia. Poi hanno portato a farlo credere, ma ricordiamo intanto che la Costituzione era una Costituzione concessa. Lo Statuto Albertino era una Costituzione concessa dal re. Esattamente. E il re aveva pieno controllo del Senato, quindi controllava il lavoro anche della Camera, che tra l'altro aveva dei limiti molto grandi e non si poteva riunire senza che ci fosse anche una riunione del Senato. Ma non solo, anche le leggi che sono state approvate, lo stesso governo Mussolini è stato votato, e è stato votato in un Parlamento dove Mussolini aveva una minoranza, qualche deputato e basta, no? Quindi anche questo serve per capire, contestualizzare quel periodo. La marcia su Roma, la Vulgata la racconta come l'entrata a Roma, presa ai ministeri, presa dei poteri, no, con la forza, queste truppe fasciste che entrano dentro, occupano Roma. In realtà il 28 ottobre nessun fascista è entrato a Roma, ma nemmeno il 29 ottobre, nemmeno il 30. La marcia su Roma, la presa di Roma, non c'è stata, perché Roma era difesa da 30.000 soldati, che avrebbero preso a cannonate i fascisti. Il re, conscio della situazione che si era creata negli anni precedenti, perché, ripeto, Mussolini ha avuto l'incarico di formare il governo per la situazione di debolezza che c'era prima, e quindi, su richiesta del re, con una forzatura, con un grandissimo bluff, chiamiamolo, era un abile politico, no? Lui ha avuto l'incarico che è stato votato dal Parlamento, il governo Mussolini è stato votato dal Parlamento, certo. come prevedeva lo Statuto Albertino. Capitolo 4, gli antifascisti. Tu non trascuri neanche le figure di Gramsci, Rosselli, fratelli Rosselli, Don Giovanni Minzoni, Giovanni Amendola. Anche questo è interessante, no? Avere una controstoria, o meglio, non è una controstoria, avere dei riferimenti fattuali anche in relazione a questi miti antifascisti. Ma certo, che sono stati creati ad hoc, e spesso la storia raccontata non corrisponde alla verità. Io ne parlo in maniera dettagliata, ovviamente con l'attenzione necessaria quando si trattano questi argomenti, però ci sono delle mistificazioni che continuano ad andare avanti, dicendo per esempio Amendola è morto per le bastonature dei fascisti. Non è assolutamente vero, perché Amendola è morto 7 anni dopo quell'attacco che aveva subito, dove tra l'altro era stato difeso da 3 fascisti che erano con lui in macchina e lo dovevano accompagnare alla stazione. Lui è morto di un tumore 7 mesi dopo, in Francia, però la Vulgata continua a dire che è morto per le percosse subite. Stesso discorso vale anche per Don Menzoni. Non esistono prove che sia stato ucciso dai fascisti, anche perché il fascismo era arrivato al potere da 8 mesi, 9 mesi. Quindi fratelli Rosselli lo stesso, anche perché i 2 fratelli erano molto diversi fra di loro. Quindi anche qua accomunarli crea confusione. Quindi io lì, sempre basandomi su fonti, perché ovviamente se lo scrivo io immagino sarò attaccato dalla Vulgata in maniera abbastanza forte, però cerco di spiegare, cerco di raccontare con le fonti che ho raccolto una storia un pochino diversa, ecco, proprio l'altra storia. Capitolo 5, la cultura, vabbè, la cultura è di sinistra, no? Certo. Ovvio. Ovviamente. Non è tanto ovvio. Esatto. Perché tu ci spendi un bel po' di pagine sulla cultura. La cultura, l'attenzione verso la cultura in tutte le sue sfumature data dal fascismo, basta vedere per esempio... Aggiungiamo pure l'ecologia, questa sarà una sorpresa per i lettori, perché sì, ecologia e ambientalismo e la Milano del 39 di cui parlavamo poco fa prima di registrare l'intervista saranno delle sorprese per chi leggerà il libro. Certo, perché la Vulgata continua a sostenere che l'ecologia è di sinistra. Non come era la così. cultura. Come la cultura, ovviamente. No, il discorso è che comunque ci sono tanti temi dei quali si è appropriata una parte culturale, no? Una parte dice è nostra, tipo la cultura, quando non era così. Basta vedere la nascita... Parliamo anche della lotta alla mafia, allora, perché è un'altra cosa che tu fai in maniera... oltretutto da una fonte che non è che sia una fonte occulta, è un libro, Cose di Cosa Nostra, pubblicato
dall'intervista di Marcel Padomani a Giovanni Falcone dice una cosa che magari dispiacerà a molti, che in Italia la lotta alla mafia... L'unico tentativo serio l'ha fatto Mussolini con il prefetto Mori, cosa che è vera. Però anche qua i detrattori del Duce, la vulgata lo attacca dicendo ma non ha fatto sufficiente, non ha fatto abbastanza, quando è arrivato agli altri vertici... Questo non è però il libro di un nostalgico, assolutamente. Perché noi potremmo dire si rivaluta la storia in maniera... No, si elencano dei documenti, dei fatti, ma non è una questione di nostalgia, è una questione di verità, sono due cose un po' diverse. Allora, il libro è pieno di note a piedi pagina dove rimanda a tutta la biografia, a tutti i link visitabili. No, perché tu mi hai fatto vedere un messaggino prima, non diciamo di chi, dove uno per sintetizzare il tuo lavoro ti risponde a una tua documentata affermazione, eia, la, e la chiudiamo qui. Questo non è un discutere, non è un confrontarsi intellettualmente, politicamente, giornalisticamente. Ma non vogliono. Tendenzialmente, una cosa che a me dispiace è che proprio il confronto è qualcosa che tendenzialmente la sinistra evita. Perché confrontandosi con persone ovviamente che abbiano studiato, che siano capaci, emergono tante incongruenze che io, leggendo e studiando, ho verificato e ti assicuro che nonostante io queste cose le ho vissute in famiglia, le ho studiate, le ho lette, scrivendo questo libro, anzi questi libri, ho scoperto anche io tantissime cose che mi erano sfuggite o alle quali non davo l'importanza. Noi abbiamo un paio di minuti purtroppo per adesso, poi ci risentiremo con calma, però tu non trascuri nemmeno un capitolo doloroso, presentato in maniera molto ambigua, anche questo dalla vulgata, dal mainstream si dice oggi, Ida Dalser e Benito Albino. Certo, Ida Dalser, che sono usciti libri, c'è gente che si è arricchita con questa storia, anche quella storia è molto diversa da quella che raccontava Vulgata. E alle pagine 233 seguenti la potete leggere, non diciamo niente completa. di più. No. Poi c'è la questione della donna, delle politiche sociali, la campagna demografica, poi narrerà le infrastrutture, l'economia, la finanza. È un libro da leggere tutto, io sono curiosissimo, mentre ne parliamo mi sta crescendo la curiosità. E poi però ci sarà il secondo libro, tu dici, nel quale affronterai anche un altro capitolo ultra scivoloso, ultra importante, quello delle leggi razziali, della questione ebraica, ma non ne parliamo quando uscirà. Per il momento noi ci salutiamo qui, e io ricordo a chi ci sta seguendo questo libro, edito da Edistorie, Caio Mussolini ne è autore, Mussolini e il fascismo, l'altra storia, e l'ultima domanda che ti faccio è, torna all'origine. Perché è necessario, hai sentito la necessità di scrivere un libro più altri 3 in gestazione? L'ho sentito principalmente perché mi accorgo che più passa il tempo e paradossalmente più si parla di fascismo, meno lo si conosce. E ovviamente, in qualche modo, la persona che ha rappresentato il fascismo in Italia era il mio bisnonno. Io ho incontrato tante persone che me ne hanno parlato bene, questo a me da piccolo mi ha sempre creato una specie di dicotomia, capire ma perché c'è gente che ne parla così bene, gente che ne parla così male, cercare di trovare un compromesso, cercare di trovare quella via che possa più o meno mettere tutti d'accordo. E ho deciso di scrivere questo libro per questo motivo. Vorrei che il fascismo venisse rivisto, perché deve essere rivisto, non è quello che viene raccontato, per poi finalmente trovare una versione condivisa e lasciarcelo alle spalle e pensare al futuro di questo povero paese martoriato che all'estero, quando sentono parlare di fascismo, non capiscono come si possa parlare ancora con tanta veemenza di cose successe 100 anni fa. Io ringrazio Caio Mussolini, ricordo ancora in chiusura il libro di cui abbiamo parlato, Mussolini e il fascismo, l'altra storia, edito da Edistorie, credo che lo si possa trovare in libreria. Ma adesso è appena uscito, si può trovare online, poi adesso piano piano la logistica, inizieremo anche a fare le presentazioni. Perché per me, cittadino comune che non è allergico agli indottrinamenti di varia natura, questo è un'opportunità per conoscere. E quando qualcuno mi dice che la vulgata deve essere quella, io ho sempre la sensazione che mi voglia tenere in un recinto di schiavitù. E dalla schiavitù mi piacerebbe uscire. Grazie a Caio Mussolini. Grazie a voi. Avete ascoltato Auto da Fè.